Live dallo studio 5 di Swishammer Channel, Diego Tramonti presenta La Grande Diretta, aspettando il 2017. E bentornati alla Grande Diretta, tra poco saremo qui in onda dallo studio 5 con tutte le novità, tutto quel nostro show, ma prima di tutto vorrei passare la linea allo studio 1 di Swishammer Channel, lo studio storico, per cominciare e far cominciare questa grande diretta a qualcuno di speciale. Quest'anno inizia dallo studio 1 di Swishammer Channel. Subito la linea. E niente, e quest'anno sembra che mi abbiano data a me la conduzione, perché io non c'avevo già abbastanza da fare, pochi assistenti. Infermiere, che cazzo è finito lei? Infermiere? Non c'è. Bene, sembra che debba cominciare io quest'anno. Apriamo le nostre analisi e vediamo cosa ci dicono. Che cazzo si apre sta busta? Vediamo la lettera di raccomandazione. Benvenuti signore e signori, qui live dallo studio 1, 2, 3, 4, 5 e Cristo, e poi tombola, signori. Infermiere, porti la tombola che giochiamo con i pazienti. Io ho già pronto guarda. Allora, live dallo studio, vabbè, te l'ho già detto. Vai in onda, che cosa vai in onda? Giusto. Capodanno 2017, aspettando l'anno che verrà. E che minchia è sta roba? Ma che devo fare un esame perché arriva l'anno? Infermiere? Infermiere? Ma cosa mi hanno scritto? E bentornati alla grande diretta. Io sono come al solito il vostro amico indispensabile che vi compensa le serate noiosissime e vi presenterò questa grande diretta fino a mezzanotte, quando vedremo assieme i fuochi di Prato della Valle, Padova. A seguire i fuochi all'una di Londra, li vedrete solo in diretta perché non sarà possibile vederli in differita, mentre quelli di Prato della Valle, se non abbiamo troppi reclami di copyright, li vedrete anche domani a partire dalle ore 11. E allora cominciamo subito questa grande diretta. Mi prendo il mio gobbo, grazie, perché se no non me lo ricordo, vero? Abbiamo anche un ospite, c'era già venuto a fare compagnia nella anteprima della grande diretta, che se non avete visto vi lascio il link in descrizione. E durante tutta questa diretta sarà possibile vedere in tutti i canali del nostro gruppo, quelli che avete visto nella sigla, tutti i vari caricamenti, perché questa sera caricheremo tutti, e quindi si va da Monselli Centrale, che ci aiuterà alla stazione di Abano Terme, dove ci collegheremo tra pochissimo, quindi un grazie a Monselli Centrale. Ci collegheremo, le vedremo un po' come va il party alternativo e poi i loro video li caricheranno sulla loro piattaforma quando noi daremo la pubblicità. Ogni pubblicità nostra corrisponde a un video caricato da qualche parte, noi vi diremo dove, potrete andarlo a vedere, i link saranno come solito in descrizione, altrimenti potete rimanere qui, aspettare che la pubblicità finisca con questa bellissima faccia a schiaffi e poi ricominciare con la nostra grande diretta. A seguire invece ringraziamo anche Oasi TV, che sarà invece in diretta dai Colli Ogani, Ciclista Italiano sarà in diretta dalle strade di Padova e a gennaio dalle strade dell'Europa, ve lo ricordo perché è giusto che ve lo ricordi. E che altro? Niente, possiamo cominciare. Allora, cominciamo subito con Ask, perché ci sono già le domande da fare, grazie. Perché come tutti gli anni noi proponiamo la nostra gamma di domande, ma tu mi stai distruggendo il maglione, grazie. Quindi rispondete in live
Tra poco leggeremo subito le risposte. Le domande sono le seguenti: chi è per te il personaggio rivelazione del 2016? Libera scelta, no bestemmie e robe simili, perché a parte che personaggi bestemmia non mi pare che ce ne fossero quest'anno. Forse no. Ripeteresti l'esperienza di quest'anno? Non lo so, dipende se vi è piaciuto o meno, raccontateci pure a ruota libera. E la parola rivelazione del 2016, c'è stata una parola per voi che diciamo ha rivoluzionato quest'anno e magari anche la vostra vita? Ditecela su Ask oppure sulla pagina Facebook, perché anche lì proporremo le nostre domande a partire dalle tra 5 minuti. In seguito potete anche telefonarci in diretta, perché ogni tanto faremo partire la linea telefonica, il numero è in sovraimpressione, è il 347 9552 349 556 9225. Se riuscite a scrivere il numero potete anche chiamarci e poi iniziamo la nostra grande diretta. Allora, voi state guardando nel tubo, voi dispersi della serata che continuate a guardarmi, cosa potevate fare questa sera e che non avete fatto? I capodanni alternativi, 7 soluzioni che voi non avete saputo interpretare. Allora, al 7° posto c'è fare il fakiro per la consegna dei New Jersey nelle piazze. Quindi mentre gli altri si divertono, voi consegnate quei bellissimi, se sapete cosa sono i New Jersey, da noi li chiamano panettoni, li avevano chiamati panettoni o qualcosa di simile ieri. Sono i blocchi di cemento che vengono usati per non sfondare e accoppare la gente. E quindi potete andare a fare i facchini, a consegnare questi bellissimi blocchi di cemento, li posizionate, vi spaccate la schiena la notte di Capodanno. Fantastico. In 6ª posizione, aspettare davanti al PC che le 99 diventino maggiorenni, a grande richiesta di tutte le comunità. In 5ª posizione, salutare calorosamente tutti quanti quelli che ti dicono quanto tempo è passato. L'anno scorso era l'ultima volta che ti avevo visto, quando è passato esattamente 1 minuto, quindi potete salutarli calorosamente. Mi raccomando, se siete ammalati è meglio. Poi passare il Capodanno alle macchinette self-service. Questa è la soluzione che molti hanno adottato a Montegrotto Terme. Vedremo se avremo un servizio domani su YouTube o Dailymotion. Lo potrete vedere se esiste, se siamo andati a, diciamo, scianfrusellare, a controllare con i nostri inviati cosa succedeva al degrado, oppure ci sono altri capodanni alternativi ai quali potevamo consigliarvi, e sono in 3ª posizione passare il Capodanno incendiando monumenti improbabili. Ebbene sì, perché a Ferrara invece che incendiare il castello propongono di incendiare quello schifo di hotel vetrato che c'è vicino alla zona industriale, oppure dare fuoco ad altri monumenti di dubbia provenienza. In 2ª posizione, solo per gli abitanti di Este, c'è il Capodanno addormentandosi in mezzo alla strada. È fantastico, perché ti dà proprio una schifezza non addormentarvi in mezzo alla strada, che schifo. Cioè, poi io lo faccio, però insomma lasciamo perdere. E poi per finire, la prima soluzione che potevate adottare questo Capodanno era andare in piazza con il tir. Andiamo a comandare con il tir in piazza. Ovviamente è tutta una cosa ironica, non leggete le mie parole male. Va bene, allora a questo punto, visto che abbiamo letto la nostra top 10 e che sta per tornare la disgrazia umana, vero? No? Ok, pensavo. Noi andiamo in pubblicità e Monseli Centrale, quindi questa volta. A seguire leggeremo le risposte e la prima telefonata molto probabilmente, poi ci sarà Kill the Chef
tutto, c'è tutto, signori, c'è tutto.